Entrano in campo PLP e Futsal Città Murata per quella che è la prima semifinale Coppa Veneto di Serie D dalla bellissima Belbote Arena, teatro del grande futsal della Regione Veneto. Stefano Testoni con le immagini, la regia di Andrea Di Giambattista a raccontarvi questa prima semifinale. A dirigere l'incontro il signor Romualdo Barbato di Portogruaro, coadiuvato dal secondo arbitro, il trevigiano Lorenzo Cosmo. Andiamo a leggere le formazioni con il Futsal Città Murata di mister Marco Mocellin, sesto nella girone A di C2 di Serie D, che schiera con il numero 1 Panico, con il 4 il capitano Andrea Valotto, 5 Busellato, 6 Scalco, 7 Facci, il bomber, 28 reti per Mirko Facci, numero 8 Di Salvatore con il 9 Marina, 11 Bonamigo, 13 Ravagnolo, 14 Viero, 23 Ferraro, 33 Bonomo. Si fanno già assordanti le trombe dei tifosi della PLP, PSN, Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara, i tre paesi che hanno unito le forze per questa squadra oggi in maglia gialla. Per mister Simone Zagatti in campo con il numero 1 Palma, con il 2 Varotto, con il 5 un altro bomber Gianluca Rizzo, anche per lui 28 gol nel girone C di Serie D, con il numero 7 Accenti, con l'8 Alimandi, con il 9 Parpaiola, 21 centri per lui in campionato, con l'11 Carbush, con il 12 Tietto, il 13 il capitano Anuparp Furlan, con il 15 Marinaro, con il 16 Tono, chiude con il 24 Elia Zecchinato. Futsal Città Murata che arriva qui a questa competizione con il sesto posto nel girone A con 41 punti per la PLP, quando manca ancora una giornata, si giocherà venerdì prossimo, un secondo posto da brividi a quota 57, a una lunghezza soltanto dall'attuale capolista Cathedral Academy. 30 minuti per tempo, in caso di eventuale parità si andrà direttamente ai calci di rigore, supplementari previsti soltanto nella finale di domani pomeriggio, a seguire una partita che molti hanno detto come finale annunciata in anticipo, quella tra Dragon Futsal e Vicenza, due squadre che hanno già registrato la promozione per la prossima C2. Tutto pronto con il signor Barbato che va ad insufflare l'ossigeno nei polmoni, poi la pallina del fischietto che fa partire la sfida con la PLP di mister Zagatti, che manovra il primo possesso palla, subito Zecchinato a cercare la conclusione Mancina, un pallone che si spegne sul fondo, pronto subito il replay di Andrea Di Giambattista, che oggi factotum cura sia la parte video con la copertura della sfida e anche la regia. Michele Di Giambattista invece l'artefice di Zona Futsal, che tornerà ovviamente live giovedì sera dagli studi di Media Gold di Bolzano Vicentino, è lì a bordo campo ad assistere alla sfida oggi in tenuta granata. Con lui ci sono anche Cesari e Osvaldo Bonora. Palpitante anche l'attesa per quello che sarà il torneo delle regioni, che tra 2 settimane porterà tanti giovani volenterosi e giovani talenti veneti a sfidare le compagini regionali di tutta Italia. Ma torniamo in live con la PLP, Marco Varotto che fa ripartire il gioco per Rizzo. Sfida tra bomber con una PLP che in campionato ha segnato 127 gol, ne ha subiti 61. Attenzione ancora alla conclusione ribattuta da Andrea Panico, bravo a chiudere lo specchio di porta. Prime battute iniziali con la PLP che sembra messa meglio in campo, ma attenzione alla Città Murata, ancora PLP con il numero 9 Marco Parpaiola, anche lui ottimo frutto del gol, 21 centri in stagione. Ma andiamo anche a vedere come sono arrivate a questa sfida le due squadre che agli ottavi di finale il Città Murata è espugnato per 5-2 il campo dello Sporting Vampa Borgoricco, vittoria interna invece per la PLP con il Futsal Masolo Vicentino per 6-2. Questi erano gli ottavi di finale. Poi nei quarti di finale la PLP è andata a valanga 11-2 sul Patavinae Irundines, formazione dello stesso girone C, quello della gestione padovana, e vittoria larga anche per il Futsal Città Murato, che ha estromesso dalla corsa alle semifinali i trevigiani dello Sporting Musile, battuti per 7-1. Sfide che sono giocate nel turno infrasettimanale del 9 e 11 marzo. Un mese dopo invece sono qui Futsal Città Murata e PLP a giocarsi l'accesso per la finalissima, che domani porterà le due migliori squadre
della Serie D veneta a giocarsi la conquista della coccarda regionale. Recupera intanto palla Zecchinato si destreggia, scarica dietro, giro palla della PLP. I due tecnici intanto sono lì in piedi davanti alle proprie panchine, va sul fondo Parpaiola, viene però fermato nei tempi giusti da Andrea Viero, maglia numero 14 Granata, colori della formazione della Città Murata. Attenzione qui, bene a ripartire la Città Murata, e arriva anche il primo fallo con Zecchinato che va in ostruzione sulla ripartenza. Poteva diventare un contropiede pericoloso con il numero 5 Massimiliano Busellato, che si era fatto trovare pronto a raccogliere il pallone vacante quasi davanti alla propria area. Palla per il numero 7 Mirko Facci, uno di due bomber di quest'oggi. Facci da una parte, appunto Rizzo dall'altra, 5 e 7, hanno già segnato 28 gol. Vedremo sicuramente tante emozioni, tanto lavoro per i due portieri. Qui intanto lo scambio, il triangolo, bravo però a chiudere Zecchinato, ad impedire la ripartenza di Milton Di Salvatore, il giocatore con la maglia numero 12 della Città Murata. Out con Facci, richiama lo schema, di vicino si fa vedere Viero, lascia la battuta a Viero, il pallone in mezzo, ribattuto dalla retroguardia targata PLP in calcio d'angolo. Uno schema, lo rivediamo anche pronto nel replay di Futsal Veneto TV, che cura come sempre immagini e regia in questa bellissima cornice della Belbotte Arena. Intanto arrivano i primi draghi, qualche vicentino è già arrivato anche qui al palazzetto per assistere alla prima semifinale. Corner intanto per la squadra del Città Murata, che insiste, il tiro ancora ribattuto, recupera palla però Viero, giro palla, ancora palla per Viero, si fa vedere Facci che riceve il pallone davanti il suo portiere Panico. Città Murata sulla corsia di sinistra di Salvatore, gira lato, cinciscano un po' con il pallone, ma lo tiene vivo il numero 14 Viero, si fa vedere anche Busellato, ma Facci va avanti per Di Salvatore che salta l'avversario, esce però dai pali in tempi giusti Michele Tietto, il portiere che difende la porta del PLP, e può far ripartire l'azione di suoi con il lancio lungo di Marco Varotto. Vince un rimpallo per Paiola, recupera però molto bene Facci, tornato anche nella retroguardia, poi cerca di servire profondo Busellato che non può arrivare sul pallone. 5 minuti sul cronometro, sempre 0-0. Attenzione a Zecchinato sul fondo, in tuffo Andrea Panico dice di no, poi va a rilanciare lungo direttamente sulla testa di Varotto. Rivediamo il replay, altra ghiotta occasione per la PLP, bravo qui Andrea Panico a distendersi, ad arpionare il pallone che poteva diventare pericoloso. Viero, intanto iniziano ad alzarsi i primi giocatori di Città Murata, c'è il capitano del Città Murata Andrea Valotto pronto ad entrare, ma recupera palla Varotto per la PLP, lo scambio con Zecchinato che cambia subito lato per Parpaiola chiude il triangolo, c'è un tocco. L'ultimo a toccare è stato un giocatore Granata, dunque laterale per la squadra di mister Zagatti. Il tiro in mezzo, può riprendere in contropiede Busellato per il tiro del numero 14 Viero, ribattuto da Tietto. Tutta Città Murata che cerca di offendere con il contropiede, è stato bravo qui Tietto a non cadere nell'inganno, l'avete rivisto subito anche nel replay. Viero va a girarsi, va sul fondo Viero, un pallone che batte addosso a Zecchinato, laterale in fase d'attacco ancora per la squadra del Città Murata, sesta in graduatoria, unica formazione a non giocarsi nulla. Salutiamo intanto il presidente del Dragon Futsal già presente qui in tribuna. Il tiro intanto di Viero dal laterale, ribattuto ancora, un pallone sporcato dalla deviazione di Rizzo, dietro le mani di Tietto. Rizzo riceve proprio il pallone da Zecchinato, Rizzo scarica dietro per Varotto, giro palla ancora della PLP per Paiola sulla corsia di destra, per Paiola ora va ad accentrarsi, per Paiola carica il sinistro, mancino che esce di poco a lato, ancora una ghiotta occasione PLP, la rivediamo subito con il pronto replay. C'era sulla traiettoria comunque Panico, ecco il primo cambio, lo avevamo annunciato, entra Capitan Valotto, prende il posto di Massimiliano Busellato, dunque il capitano d'Armanforte a toccare il primo pallone
in fase difensiva di Salvatore. Viero deve correre per prendersi il pallone e tenerlo vivo per i suoi 7,30, ancora 0-0 il punteggio. Bella la palla imbucata per Facci, Facci si gira, Facci va a caricare il mancino, c'è la deviazione, può allora distendersi ancora la PLP, palla per Parpaiola, fermato, vince un contrasto con fortuna Rizzo, poi però recupera ancora Viero che si prende il pallone, lo scarica a Valotto, Valotto in mezzo per Facci, il pallone resta di vacante, vince ancora il contrasto e la formazione della città di Murata di mister Marco Mocellini. Allora possono continuare a girare palla qui i giocatori in maglia granata. Viero, Valotto, Valotto per Tietto che ha 4 secondi di tempo per liberarsi del pallone, un destro profondo intanto fuori zecchinato, primo cambio anche per la PLP, entra Jacob Accenti, pronto anche un altro cambio, proprio Accenti va a toccare il suo primo pallone, un sinistro sporcato dalla direzione di Viero che arriva tra le mani di Panico, pronto a far giocare subito il pallone per il compagno di Salvatore, numero 8 sulla corsia di sinistra opposta alla tribuna da cui vi stiamo raccontando la partita. Ora il pallone è sotto proprio di noi con Viero, lo scambio con Di Salvatore, Viero a calciare in controbalzo, bella conclusione, fuori di molto, e intanto entra anche Anas Karbush, secondo cambio per mister Zagatti. Dalla parte opposta invece è pronto ad entrare Paolo Ferraro con la maglia numero 23. Intanto salutiamo il buon Cristian Monteano che viene qui a salutarci, è stato ospite anche lui di Zona Futsal e oggi cercherà, dopo la vittoria del campionato, cercherà il double, una semifinale, la seconda, quella dei 16:30, che vede appunto due squadre, Vicenza e Dragon Futsal, che cercano il double stagionale. Due squadre che arrivano da una sconfitta, quella di ieri sera, che non va comunque a macchiare un campionato per entrambe dominato. Ancora Città Murata in fase d'attacco, Viero attende lo scarico cercato per Facci che viene ostruito senza fallo da Marco Varotto, dunque potrà ripartire la PLP con rimessa laterale già battuta. Cerca di andare verso la corsia laterale, viene però fermato il numero 7 Jacob Accenti, attento andrà Valotto, il capitano della Città Murata, ad opporsi alla ripartenza. Varotto prolunga per Parpaiola che carica il mancino, un sinistro al volo, lo rivediamo subito, impreciso, buono comunque il gesto atletico cercato, meno se parliamo in termini di mira. Città Murata ancora con Viero che rischia sul pressing di Parpaiola, Valotto bene per Facci, Facci resta in piedi, Facci non viene fermato, non c'è il fallo, Viero esce bene, respinge, c'è anche un tocco del giocatore numero 11 Anas Karbush, dunque sarà laterale. Passiamo qui davanti, ci vedo molto bene, giusto per fastidio la nostra editoriale. Qui intanto Parpaiola va via di gran classe, Parpaiola, ancora Parpaiola, bravo Panico, può ripartire allora in Città Murata con Viero che salta l'avversario, Viero tiene bene il pallone sotto lo scarpino, poi cambia lato, Di Salvatore si propone sulla sinistra, riceve il pallone, avanza l'MLM senza tanta fretta, Di Salvatore una finta, Di Salvatore ancora, lo scarico per Viero. Si accentra Viero, costretto a dare indietro per Valotto, palla cercata per Facci che va a terra, si lamenta un po' con i direttori di gara, non c'è il fallo, siamo già dalla parte opposta con Varotto che aspetta il movimento di compagni ma recupera bene Viero, allora può ripartire Di Salvatore ma non c'è alcun compagno Di Salvatore, allora aspetta i rinforzi con la Città Murata che riparte da dietro, qui bene a recuperare però attenzione Parpaiola, il vantaggio della PLP firmato da Marco Parpaiola, un errore in disimpegno della Città Murata e ne approfitta la formazione di Simone Zagatti che è andata più volte vicino al gol. Rivediamo qui Viero sente stardito, bravo Jacob Accenti a recuperare il pallone, a mettere al limite dell'area per un rigore in movimento del numero 9 targato PLP che poi va in panca a prendersi il 5 da parte di compagni di squadra e staff. Intanto esordio per il capitano Anuparp Furlan con la maglia numero 13, il giocatore della PLP, giocatore navigato. Andiamo a prendere le distinte e a vedere che Anuparp è una classe 89.
ed è, me lo può lasciar dire, anche il più vecchio di questa semifinale, con Tieto il portiere che è un 91 di 2 anni più giovane. Insomma, c'è grande esperienza in campo per la PLP, che ora si difende con Facci, lascia la battuta a Ferraro in mezzo, c'era una mano grande, ecco le proteste, la rivediamo subito nel replay, la mano non era proprio vicina al corpo, più proteste comunque dalla panchina del Città Murata che non dai giocatori in campo, che probabilmente non se ne sono accorti, la manina era bella aperta, non hanno ravvisato alcun problema, alcuna sanzione i due direttori di gara, dunque non è successo nulla, si è continuato e si continua con la PLP, come vedete dalla sovraimpressione della grafica di Futsal Veneto TV, è avanti 1-0 quando tra una manciata di secondi entreremo nel secondo quarto di gara. Una partita comunque viva, nonostante il solo gol firmato da Parpaiola, non sono mancate le emozioni e i punti, fosse un incontro di box. PLP sicuramente leggermente più avanti, anche se la Città Murata ha avuto la possibilità di trovare quel gol prima della formazione di mister Zagatti. Se vanno a sentire in sottofondo li sentirete sicuramente i tamburi dei numerosi tifosi targati PLP oggi, lo vedete anche con il tecnico Zagatti, arrivati qui con una maglia celebrativa per la conquista di questa Final Four. Complimenti, grande idea quella della società Pattavina, che ricordiamo mette assieme 3 campanili, quello di Ponte San Nicolò, quello di Legnara e quello di Polverara, tre campanili messi insieme per un unico obiettivo, quello di cercare di alzare la coppa di domani pomeriggio e anche di prendersi un posto nel secondo torneo regionale, la C2 il prossimo anno. Bello il taglio qui, dove però non arriva Carbush, la buona guardia Panico, che fa subito girare palla per Capitan Valotto dietro, deve cercare di alzare il baricentro, ma ha alzato la pressione la formazione di mister Zagatti, che ora rischia di prendersi il pallone con Alimandi. Un rimpallo che però favorisce ancora il Città Murata in possesso palla con Facci sulla corsia di sinistra. Facci attende il movimento di compagni, Facci lo scambio con Ferraro, posizione pivot, Ferraro va sul fondo, viene fermato pulito da Carbush, allora può ripartire Alimandi si accentra, cercava ancora Carbush, non c'è alcun tocco, il pallone si perde sul fondo e rientra Massimiliano Busellato. Un cambio telefonato, quello tra il numero 5 che vedete là in fondo e il 4, il capitano Andrea Valotto. Busellato che torna ad registrare la sua squadra dal punto di vista difensivo dopo comunque la buona partita di Valotto. Non è colpa sua il gol che fin qui decide la partita, messo a segno da Parpaiola, quindi dato il attacco cercato da Facci, può tornare in possesso della PLP, rischia Alimandi, si fa vedere Furlan sulla corsia di sinistra davanti alla sua panchina. Alimandi serve proprio il capitano con la maglia numero 13 che va a cambiare subito lato, ma è un errore. Viero recupera palla, Viero per Ferraro arriva in corsa con la punta del mancino, è bravo il numero 12 Michele Tieto, lo rivediamo nel replay, a rimanere in piedi. Bravo comunque è stato anche Jacob Accenti, che ha dato quel fastidio giusto per far ripartire il gioco dei suoi. Intanto corner che non è andato a buon fine e può ripartire la PLP. 16:30 sul cronometro, ne mancano meno di 15, 13, poco più al termine del primo tempo. Bel triangolo con Carbush che si prende un fallo laterale. Mister Marco Mocellin si è alzato, intanto il buon Luca Cesari ha recuperato il pallone per far riprendere il gioco con lo schema da laterale, il pallone in mezzo, che rischio per Busellato, poi Ferraro calcia lontano per evitare qualsiasi tipo di problema, rischio per la difesa. Intanto è rientrato Elia Zecchinato, vedremo se andrà a dar fastidio Spezia sulle corsie laterali. Quindi dato Busellato, recupera bene il pallone, lo serve in mezzo per Viero va sulla sinistra, Viero! Il pareggio di Andrea Viero, una grande azione personale dello staccanovista Andrea Viero. 17° minuto, 18° scoccato.
sempre in campo i 14, andiamo a rivederlo, bravo Busellato a salire, poi Viero è andato sul mancino, ha caricato e ha pennellato un diagonale perfetto per l'1-1 che rimette tutto in equilibrio, con merito anche perché comunque non erano mancate in precedenza le azioni, dunque sfida più che mai equilibrata per due squadre che ovviamente non si conoscono, quantomeno a nomi, perché hanno partecipato a due gironi differenti. La PLP arriva dal girone C, quello della sezione Patavina, invece il Città Murata è inserito nel girone A di Vicenza. PLP che non deve comunque accusare il colpo, cerca di tornare ad offendere in fase d'attacco, anche se Furlan scarica dietro per il neoentrato Marinaro che visto da qui potrebbe essere un giocatore rubato al basket, anzi no, è il numero 16 Leonardo Tono, potrebbe essere un giocatore rubato al basket alla pallavolo, è gigante il numero 16 della PLP, con Tieto che va proprio a servire Tono. Tono alza lo sguardo, scarico dietro per Furlan, il capitano cerca di prolungare il pallone, ringrazia con il policione Klaus Alimandi, palla che viene però, che va a sbattere su Facci. Tono, Alimandi si muove, Tono cercava la percussione offensiva, un passaggio che però non va a buon fine, intanto rientra Milton Di Salvatore con Mirko Facci che va a riposare in panca, proprio Di Salvatore a girare il pallone dietro per Busellato, lo scambio con Ferraro che va ancora da Busellato. Viero, autore del gol del pari, non trattiene in campo il pallone in area semplice, un passaggio non preciso a suo favore. Tono ancora, possesso dietro per Furlan in bucata per Parpaiola, anzi no, è Alimandi, perdono. Viero però recupera molto bene, bravo Tono a tornare in fase difensiva, a strappare il pallone proprio a Ferraro. Tono dietro per Tieto, Alimandi alza la testa, Tieto non lo serve, intanto rientra anche Varotto, giocatore esperto, il numero 2 Marco Varotto che riceve proprio ora il pallone, palla per Alimandi che si scontra con Busellato, l'ultimo a toccare è stato l'8 in maglia gialla, dunque rimessa già battuta per il Città Murata, 20° minuto che scocca, -10 al riposo, 1-1 tra PLP e Futsal Città Murata. Busellato controlla il pallone, l'errore in disimpegno, recupera ancora Zecchinato sbaglia, palla regalata per Busellato che va a terra, c'è stata però la spinta e viene ravvisata, giusto il fallo fischiato dal signor Cosmo di Treviso, lo rivediamo anche nel replay, non poteva chiedere di più il numero 5 Massimiliano Busellato, era ripartito solitario e aveva davanti a sé 3 giocatori avversari, dunque si va a prendere una punizione importante, punizione che vedremo come andrà giocata ora dalla formazione della Città Murata, proprio con Busellato che carica il tiro, è uno schema per Ferraro, Viero, poi il destro va a sbattere proprio su Ferraro, rivediamo subito il replay, era buono lo schema ma è stato bravo il portiere, l'esperto Michele Tieto a dire di no e dunque si riparte. Palla lunga per Parpaiola, il tacco cercato, c'è sempre però Viero che non vuole andare in panca a rifiatare, grande prova fin qui quella del numero 14, non solo per il gol fatto ma anche per la quantità di palloni amministrati e giocati in favore dei suoi compagni di squadra. Viero dietro per Busellato, ultimo di momento Busellato cercava l'incunearsi del pallone per Di Salvatore ma recupera la PLP con Viero che è bravo a disimpegnare in avanti, ora però poi sulla pressione di Tono non riesce a far recapitare il pallone ad alcun compagno di squadra, dunque PLP che torna in possesso nel metacampo avversario. Tono dietro per Varotto, giro palla verso Zecchinato, la giocata va via, Zecchinato, un pallone ribattuto, palla che arriva tra i piedi di Viero che però non può ripartire, la sua squadra era praticamente tutta nella propria metacampo, ora Di Salvatore va a disegnare un bel diagonale, era ottima l'idea
Ottima l'idea, qui intanto rivediamo nel replay Zecchinato che aveva provato in precedenza, ottima l'idea, però non ci è creduto, anche un po' di stanchezza per il numero 14 Andrea Viero, pallone troppo profondo, recuperato dalla PLP che torna a giocare in fase d'attacco con tono, la scelta di pallone per Varotto, Varotto cincischia sulla sfera, ma la tiene ancora viva per i suoi, Varotto Di Salvatore va a duplicare la marcatura, concede soltanto il fallo laterale per la squadra di mister Zagatti che ha già segnato 127 gol in campionato, che è andata alla conclusione con Parpaiola, ribattuta però dalla difesa della Città Murato. Viero, un tiro non preciso ma comunque arriva con il petto a prendersi il pallone quasi all'altezza della metà campo. Busellato che lo scarica dalla parte opposta per Di Salvatore, Di Salvatore va a puntare l'avversario, Di Salvatore lo scambio con Ferraro, Varotto in anticipo, esce dalla linea difensiva, mette in out Di Salvatore, dietro per Busellato, Viero, Ferraro fermato da Varotto, litigano i due in campo, Varotto resta in piede, il pallone resta lì, non c'è fallo, intanto il tiro di Zecchinato che aveva visto Panico appena un metro fuori dalla propria linea di porta. Panico che può far ripartire il gioco con Busellato avanti per Ferraro, Ferrato fa sportellate con Varotto che riesce a toccare il pallone per Parpaiola, Parpaiola fermato da Di Salvatore. C'è intanto il time out chiesto da mister Simone Zagatti, qualche secondo di sospensione quando mancano proprio in questo momento i 6 minuti al termine del primo tempo, con il punteggio di parità, il vantaggio firmato da Parpaiola, poi il pareggio di Viero. Vediamo se dalla regia, eccolo qua il risultato, grazie Andrea Di Giambattista, risultato con le grafiche di PLP, ricordiamo PLP l'acronimo di Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara, e Futsal Città Murata in grafica FCM, che si stanno giocando il primo pass per la finale di domani pomeriggio. Una finale che vedrà anche una tra Dragon Futsal e Vicenza, le formazioni che più tardi saranno qui in campo alle 16:30, finale domani di Serie D che inizierà proprio alle 16:30. Una giornata, quella di quest'oggi, che poi continuerà alle 19 con la prima sfida semifinale di C2 tra Baita Saviabona, il Baita Saviabona e il Mirano, e alle 21:30 a chiudere invece il Cuore Celtic Verona e Monticano. Riparte intanto la PLP, iniziano ad alzarsi i gradi anche qui dentro, attenzione Zecchinato, Zecchinato sul fondo, Mancino che non trova lo specchio di porta, inizia a far caldo, una bel botte arena già gremita di spettatori, ce ne sono tanti arrivati a sostenere entrambe le squadre. Un bel colpo d'occhio anche quest'oggi con le Final Four di D e C2, ovviamente sempre alla Belbotte Arena, teatro, qui bello il pallone che non va a buon fine, teatro, la Belbotte Arena di quelle che sono le finali regionali di calcio a 5. A gennaio abbiamo raccontato quelle di C1 che hanno premiato il Montello di mister Alessandro Donisi, che poi è andato a prendersi anche il campionato, e quelle di C femminile che invece ha visto il dominio emiliano con la vittoria, il secondo anno di fila per il Bologna. Attenzione, la palla lunga all'indirizzo di Jacopo Scalco per il Città Murata, che si prende un fallo laterale all'altezza quasi dell'ultimo metro di campo. Pronto Scalco a posizionare il pallone sulla riga nera della Belbotte Arena. Busellato per il tiro di Di Salvatore, la deviazione, il pallone che resta vivo in campo, poi però Zecchinato non riesce a colpirlo lontano. Ancora Scalco, pronto a rimettere in movimento il pallone dall'auto per Busellato. Busellato per Scalco, la puntata di Scalco che non trova alcuna deviazione, poi lascia la marcatura di Parpaiola ad un compagno di squadra, non preciso il tiro del numero 6, intanto rientra Anas Carbush per mister Zagatti in questi ultimi 3 minuti, più l'eventuale recupero. Ancora Zecchinato che va veloce sulla corsia laterale di sinistra, però il campo ad un certo punto termina, non riesce a tenere vivo il pallone. Zecchinato che ora va a rifiatare, rientra in campo Gianluca Rizzo, che lui che ha riposato qualche minuto nel corso di questa sfida
e torna in campo a cercare il gol del 2-1, ma attenzione che c'è anche Facile da parte opposta che aveva cercato il passaggio per un compagno, entrambi appaiati a quota 28 gol in campionato. Varotto intanto, giro palla ancora per Varotto che aveva cercato proprio Rizzo, Carbush, Varotto, Parpaiola, cerca di prolungare il triangolo, lo contrasta Mirko Facci, il pallone resta vivo, bravo Varotto, d'esperienza, tenere vivo il pallone a deludere Scaico, Varotto a calciare, un tiro dalla distanza in corsa, c'è la deviazione di Andrea Panico che si rialza esultando, lo vedete qui con il replay, pronto di andare di Giambattista, ancora Varotto, il tiro questa volta che va a scoccare contro il corpo di Facci, poi si va dietro anche da Tietto, il portiere della PLP, a sinistra per Varotto che cerca di prolungare per Parpaiola che va a strattonarsi con Scaico, non c'è alcun fallo, soltanto 2 commessi in questo primo tempo dalla formazione del PLP. Scaico, Parpaiola, si prende bene il pallone, Parpaiola, avanza Parpaiola, si fa vedere Carbuccio, Parpaiola fermato da Busellato e poi arriva di gran carriera il numero 5 Gianluca Rizzo che rischia anche di farsi male, un Busellato che gli è praticamente carambolato addosso, nulla di fatto, per fortuna intanto Viero si è rialzato dalla panchina, probabilmente resterà comunque ancora lì, ma mancano 1 minuto e 20 secondi, qui ottima la giocata di Facci, poi però è bravo Carbuccio a servire Parpaiola e poi Facci commette il fallo, il primo per il Città Murata, che rivediamo qua, era stato bravo Parpaiola a deludere l'intervento avversario, poi Facci non ha potuto fare altro che toccare l'avversario con la maglia numero 9, ultimo minuto intanto, poi attenderemo il recupero che i signori Barbato di Portogruaro e Cosmo di Treviso andranno a regalare questa fine partita. Busellato, una puntata pericolosa con Tietto, rivediamola subito che va a coprire il palo dove arriva proprio il destro di Busellato, c'è comunque corner, volevano ripartire i giocatori della PLP, allora cercherà di chiudere il primo tempo in fase d'attacco Città Murata, il pallone che resta di Busellato, lo scarica dietro per Viero che invece è tornato in campo, Viero se lo allunga, lo tiene comunque vivo, fermato, l'ultimo toccare però è stato di Salvatore, dunque laterale PLP. 15 secondi, controlliamo che il signor Barbato si andrà ad alzare la mano destra per, attenzione qui ancora Busellato, recupera il pallone, non riesce a servire di Salvatore, c'era stata anche una trattenuta di maglia. Tanto scocca il 30esimo, eccolo qua, 1 minuto di recupero decretato dal signor Romualdo Barbato di Portogruaro, dunque si giocherà fino al 31esimo con la PLP che non riesce a tenere in campo il pallone. Panico a giocare comodo per Busellato, scampoli di partita, 30 secondi al riposo di Salvatore per Viero, il tacco in mezzo, rischia la carambola, la PLP che riesce comunque ad uscire con Carbush, il pallone che sbatte sulla faccia di Busellato, vivo ancora ma è bravo a recuperare il numero 5 Gianluca Rizzo, Accenti proprio per Rizzo che però non riesce a trattenere il pallone, allora quando mancano 10 secondi tra poco arriverà anche il duplice fischio, tiro lungo di Viero con Facci che trattiene il pallone, ancora Città Murata che ci prova fino all'ultimo, qui è bravo a chiudere la diagonale il numero 5 Gianluca Rizzo e arriva il duplice fischio che manda le squadre a riposo al vantaggio targato PLP di Marco Parpaiola, ha risposto poi per il Futsal Città Murata Andrea Viero, dunque 1-1 al riposo in un primo tempo che non ha mancato di regalare emozioni, 10 minuti di pausa e poi con il test torneremo a raccontarvi il secondo tempo di questa prima semifinale di Coppa Veneto di Serie D.
Ci sono forte e chiaro, pronti per il secondo tempo di questa prima semifinale tra PLP e Futsal Città Murato. Si riparte con la formazione granata al centro del campo per ripartire dall'1-1 del primo tempo. Salutiamo intanto l'amico Marco Doria che è a casa, che si sta godendo questa partita. Una partita che il Valli Futsal Chioggia guarda come spettatore dopo la vittoria dello spareggio di martedì sera con il Mirano, che invece sarà qui in campo più tardi per la Coppa di C2. Complimenti ovviamente alla formazione Ciosotta che torna in C1 dopo una quindicina d'anni. Gran lavoro fatto in Laguna, complimenti e salutoni ancora a Marco, che ha trovato anche fortuna perché si sposa tutto il matrimonio di Marco. Città Murata che va a disimpegnare uno dei primi palloni di questa ripresa. 1 minuto sul cronometro della Belbotea Arena, teatro di queste finali. Oggi le semifinali 4, 2 di D, 2 di C1, domani invece alle 16:30 la finalissima di D e alle 19 quella che assegnerà invece la Coppa Veneto di Serie C2. Due squadre, PLP e Futsal Città Murata, che dicevamo che in apertura arrivano da gironi diversi. Qui c'era il fallo, viene ravvisato con qualche secondo di ritardo, ma era vistosa la trattenuta di Facci sul numero 2 Varotto, che è andato a terra, fischiato. Due squadre queste che sono arrivate dopo 2 goleade nei quarti di finale giocati il 9-11 marzo un mese fa. PLP 11-2 sul Patavinaia Rundines, 7-1 invece vincente sullo Sporting Musile della Città Murata. Viero intanto protagonista MVP fin qui della formazione granata, autore del gol, che cerca di accompagnare il pallone da Facci, ma c'è Varotto che fa buona guardia sul bomber della formazione granata. 28 sigilli all'attivo per lui, 28 come i gol segnati dal collega avversario Gianluca Rizzo. Dietro di Salvatore per Panico, che torna a dar palla al numero 8 di Salvatore, prolunga bene per Facci. Facci cerca il tacco a girarsi, Facci viene fermato da Varotto, il pallone che resta ancora lì vivo con il Città Murato che lo riconquista con Di Salvatore, scarica dietro per Viero. Viero cerca di aprire dalla parte opposta per Facci, ma si interpone tra passaggio e tiro il numero 9 Marco Parpaiola, che con il gol in apertura di gara è salito a quota 22 stagionali, quantomeno in fatto di campionato più questa sfida di Coppa. Non andiamo a sommare i gol dei vari gironi di qualificazione di Coppa. PLP, Zecchinato, uno dei più attivi nel primo tempo, con delle scorribande sulla corsia laterale sinistra, corsia che va a occupare in questo momento, non viene però servito. Carbush, Parpaiola regala di fatto il pallone a Viero, che lo riconquista la parte opposta per Facci. C'è però il pressing di Zecchinato, Facci a cercare con una mancina offendente di Salvatore, che non tiene però in campo il pallone, dunque potrà ripartire la PLP con il numero 11 Carbush, che scarica dietro per Marco Varotto. Zecchinato a guardare Facci, Zecchinato va a puntare, c'è anche il raddoppio di Viero, Zecchinato scarica dietro per il libero Varotto, che ha la possibilità di passare palla a Parpaiola, che dice al compagno di tenere basso il pallone. Non è riuscito a trattenerlo il 9 in maglia gialla della PLP. Viero busellato per Di Salvatore, che torna a dare palla al numero 5 Granata. Lo scambio tra Viero e Facci, due giovani che si conoscono a memoria dopo una gran stagione giocata insieme, una stagione che vede all'attuale sesto posto nel girone A, dominato dal Vicenza, che più tardi sarà protagonista della seconda semifinale, sfida che inizierà alle 16:30 contro un'altra corazzata della Serie D, il Dragon Fuzza. Qui intanto la giocata per Facci, Di Salvatore, Facci si gira, Facci per Viero, Viero attende troppo, bravo a recuperare posizione in fase difensiva Elia Zecchinato,
e mettere il pallone in fallo laterale. Intanto piccoli tifosi crescono della città murata che sentono il rumore dei tamburi degli avversari della PLP e vanno ad esultare assieme. La bellezza di questo sport, quindi è andato bravo Di Salvatore a chiudere la diagonale sul passaggio tentato per Carbush. Facci gira palla per Busellato fermato, Parpaiola, può ripartire a rimorchio, c'è Carbush che riceve il pallone, Carbush! Esce bene Panico che fa ripartire l'azione di suoi con Di Salvatore, è un 3 contro 3 però perché è rimasto fermo Busellato, poi c'è la deviazione in fallo laterale del numero 11 Anas Carbush che rivediamo qui invece nel tentativo precedente di andare a gonfiare la rete ben coperta da Andrea Panico. Viero sul destro, il pallone potente, non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta, subito pronto il replay. Inclusioni importanti, c'era comunque sulla traiettoria Michele Tietto, il portiere classe 91 della formazione, oggi in completo maglia gialla, pantaloncini neri, calzettoni gialli. Zecchinato, fermato da Viero, recupera ancora il pallone, bravo Facci a prendere su quasi l'altezza di metà campo. Facci aspetta il rimorchio di Salvatore che viene servito sulla corsia di sinistra sotto la nostra postazione, cambia lato per Viero che va a girare ancora palla verso Facci, il numero 7 Granata, poi va dietro per Busellato, il numero 5 in buca per Viero, la giocata ancora, Facci il tiro, Mancino, azione importante, difesa che era rimasta ferma, la rivediamo vicino al sorpasso, la formazione di mister Marco Mocellin. Hanno imprecato qui dalla tribuna i tifosi di Fede Granata, palla uscita di un nulla, azione positiva PLP che però non può commettere l'errore di addormentarsi in fase difensiva. Aveva regalato una ghiotta occasione alla squadra di mister Mocellin che non è riuscita a sfruttarla. È mancata soltanto la giusta mira al destro, calciato potente da Mirko Facci. Varotto verso Parpaiola, Busellato fa buona guardia, palla che termina a fondo campo oltre la linea corta del rettangolo di gioco della Belbotea Arena, vestita a festa anche quest'oggi con un gran numero di tifosi. Qui intanto c'è una deviazione, un corner conquistato dalla città murata con Massimiliano Busellato che batte subito per Di Salvatore, deviazione, il pallone che arriva lì, una deviazione che arriva poi con il pallone tra le mani di Tietto che se lo ritrova lì in mano, fa ripartire l'azione di suoi. Zecchinato, siamo già dalla parte opposta del campo, Zecchinato però si prolunga la sfera, non riesce a tenere il pallone in campo, già battuto l'out, lo scambio corto tra Busellato e Viero, con Busellato che va a cercare di cambiare lato, si fa vedere Ferraro che riceve il pallone, il 23 Granata appena entrato in campo dopo i primi 7 minuti di gioco, sempre 1-1 il punteggio in questa ripresa. Ferraro intanto a cercare l'apertura in mezzo per Facci che applaude l'idea del compagno, la rivediamo. C'è stata però una deviazione nella fattispecie del numero 9 Parpaiola, dunque sarà comunque corner con i Granata che restano lì in fase d'attacco. Facci il tiro, ancora una deviazione, corner questa volta che verrà battuta dalla parte opposta, va a prendersi il pallone il numero 14 Andrea Viero, fin qui migliore in campo di questa sfida. Anzi no, non si cambia lato perché il direttore di gara, il signor Barbato di Portogruaro, fa segno che si deve battere ancora sotto la tribuna della Belbotea Arena. Facci il tiro, Zecchinato, il pallone che resta ancora lì, può uscire allora la PLP con Parpaiola, aspetta Carbush ha spazio per avanzare, Carbush la serie di finte, viene però fermato Viero, Zecchinato ci mette la punta del piede, poi Tietto non riesce a trattenerlo in campo. Tietto poi si porta a casa il pallone per non permettere una battuta veloce di questo laterale a Viero che un po' si arrabbia ma con mezzo sorriso visto da qui per la mossa astuta del portiere avversario, non ravvisata però antisportiva giustamente direi anche dai direttori di gara, i signori Barbato di Portogruaro e Cosimo di Treviso che fin qui non hanno avuto grandi problemi, hanno lasciato molto correre. Una sfida dove magari ci sono stati un paio di falli non ravvisati, una sfida corretta, 2-3 falli nel primo tempo, siamo ancora fermi a quota 1 commesso da Facci in apertura di ripresa quando stiamo per entrare dentro al minuto numero 11
di questa ripresa, palla per Viero che la domestica dietro per Busellato, alza la testa il 5 Granata, lo scarico per Ferraro, la giocata su Carbuscia, delude l'intervento del numero 11 della PLP, Busellato esce bene, palla per Viero, si alza però la pressione della PLP con il numero 8, non era per Paiola ma era Limandi che recupera il pallone bene, ora Varotto il contro break PLP, Varotto fermato dal recupero falloso di Viero che si becca anche il cartellino giallo, primo ammonito della partita. E andrà Viero, il numero 14 della Futsal Città Murata, un giallo che ci sta, visto che si era fatto vedere in fase d'attacco in modo veloce, mi sembra di ricordare il numero 8 Klaus Limandi o era Varotto. C'è comunque la punizione, è entrato anche Leonardo Tono, lo spilungone della PLP che va a posizionare il pallone sul giusto punto dove gli è stato indicato dal signor Cosmo di Treviso. Vedremo se il numero 16 PLP andrà a calciare direttamente in porta o a cercare uno schema. Attendiamo il fischio del signor Cosmo di Treviso che arriva in questo momento, la rincorsa di Tono, il tiro che va a sbattere sulla barriera di Mirko Facci, aveva messo bene il suo compagno di squadra Andrea Panico. C'è comunque corner per la squadra della Città Murata, pronto a batterlo Alimandi. Varotto il tiro, Busellato, una parata, quella del numero 5 Granata, c'era sulla traiettoria Panico ma Busellato non ci ha pensato due volte a metterci il petto e a regalare ancora un corner dalla parte opposta, questa volta già battuto Alimandi, fermato ancora, difende molto bene la Città Murata. Intanto Accenti lo scambio, poi per Accenti, Panico dice di no, Tono ancora per Accenti lo scambio, poi il pallone che arriva tra le mani di Panico che va a liberare a destra per Facci, alza palla Città Murata che riparte dalla propria metacampo con Busellato servito da Facci, Busellato in imbucata proprio per Facci, la giocata di Facci che va a sbattere su Tono, poi c'è anche il tocco di Varotto, viene richiamato intanto Busellato al signor Barbato di Portogruaro, rientra il capitano Furlan per la PLP. Laterale già battuto per il Granata, Busellato che cercava l'imbucata, recupera ancora la difesa ma soltanto per qualche istante, non si intendono i giocatori in fase difensiva della PLP, dunque altro laterale. Intanto rientra Andrea Valotto, il capitano della formazione Pattavina, palla lunga per Facci che resta lì, c'è una deviazione sì ma l'ultimo toccare, anzi no, era Ferraro, l'ultimo toccare è stato proprio il 23 Granata, bravo Tonon a prendersi una rimessa dal fondo. Viene proprio servito Tonon da Tietto, Tonon va a cambiare lato per Furlan che torna dal 16 in maglia gialla. Alimandi, anzi no, era Alimandi, Accenti ora in possesso di palla, Furlan per Alimandi che non ha lo spazio per girarsi, cerca di scaricare dietro per il numero 7 Jacob Accenti, un passaggio che non va a buon fine. Una partita comunque che non ha mancato di regalare emozioni fin qui, ma ancora bloccata sull'1-1 del primo tempo. Due squadre che cercano di offendersi, tanto il pallone veleggia sulla linea nera, viene tenuto vivo, Facci si destreggia bene nonostante cerchino di tirargli la maglia. C'è intanto il fallo di Accenti, una lotta corpo a corpo tra i due numeri 7, viene fischiato fallo, il primo per la PLP in questa ripresa al numero 7 Jacob Accenti che ha trattenuto vistosamente il numero 7 Facci, proprio Facci riceve il pallone, lo salva per Ferraro viene a girarsi, tenere vivo il pallone Ferraro, lo scarica con la punta cercata, palla che arriva a Valotto, bravo subito a indirizzare la sfera per Viero va ad accentrarsi, non c'è però alcun compagno a disposizione di essere servito. Facci ora a sinistra, ancora per Viero, Ferraro servito da Valotto, Ferraro
pressione e marcatura uomo ora per la formazione, qui lo scambio cercato, può uscire Alimandi però viene fermato dalla tripla marcatura. Facci bravo a saltare Alimandi, ma a regalare però il pallone ad Axenti attende forse un po' troppo, non il gol del numero 16 Leonardo Tono, che aveva guadagnato una M mentre segnava, ma poi viene subito tolta. Bravo, mi sembra Axenti a fare bello, andiamo subito a rivedere, non mi sembra che abbia toccato anche Alimandi non ha toccato il pallone, però è andato a dare quel pizzico di fastidio a Panico. Gol per Leonardo Tono, che riporta avanti la PLP, era già andato in vantaggio in primo tempo con Parpaioli, ora adesso Città Murata che deve assolutamente alzare la pressione nella metacampo avversaria. Un pallone di Panico che arriva alle spalle del collega Michele Tietto, pronto a giocare per Furlan. 14 e spiccioli ancora da giocare, c'è tutto il tempo per rimettere in sesto una sfida equilibrata che meriterebbe il pari per quello che si è visto in campo, ma ovviamente la PLP non starà ascoltando le mie previsioni. PLP che vuole evitare i calci di rigore, perché ricordiamo che oggi in caso di parità al termine di tempi regolamentari si andrà direttamente a battere i calci di rigore, niente supplementari soltanto domani. Intanto recupera ancora, bravo qui a vincere il contrasto Rizzo, conclusione potente fuori specchio porta dopo aver vinto un contrasto. C'era Panico sulla traiettoria del tiro, vicini al tris quelli della PLP. Ferraro, lo scambio con Valotto, ancora Valotto salito da Viero, Valotto cambiato per Di Salvatore, giro palla per Ferraro, imbucata per Di Salvatore, il pallone resta lì, non c'è il fallo di Ferraro, lo volevano i tifosi della PLP qui alla nostra destra. Ferraro poi non riesce ad indirizzare il pallone al suo capitano Andrea Valotto. Tanto viene richiamato Jacob Axenti, qualche protesta di troppo per il numero 7 giallo-nero, che poi va a scambiarsi il 5 con il signor Cosmo di Treviso. Furlan proprio per Axenti, Rizzo, Axenti, fermato da Ferraro in proprio, Ferraro va sul fondo, si allunga però troppo il pallone, ha preso qualcosa di troppo dopo aver recuperato un pallone che di fatto gli era stato regalato dalla retroguardia del PLP, il numero 23 Ferraro. Non c'era però alcun compagno a supporto in fase d'attacco. Ora Città Murata che va a pressare, costringe al tiro lungo Furlan, che di fatto riconcede il pallone al Città Murata, che va a giocare ancora una palla della propria metacampo con Busellato. Scambio con Facci, Busellato, Ferraro, gira palla, la Città Murata, Busellato, l'imbucata per Facci che torna dietro da Di Salvatore. Ferraro, la giocata davanti alla pagina della PLP, a servire dietro per Busellato, a destra c'è libero, qui attenzione Busellato, si prende il cartellino rosso e va a farsi la doccia in netto anticipo. Un cartellino rosso che mi sa di sacrosanto, lo ha visto bene l'arbitro, mamma mia, questo sembrava più un Tyson Holyfield dei tempi d'oro. Qui Busellato ha perso la testa, proprio si è disinteressato dell'avversario, gli ha dato un destro diretto che ha mandato al tappeto il giocatore della PLP, un gesto che non vorremmo mai vedere. Qualcosa sarà successo sicuramente. Città Murata che resta con l'uomo in meno per i prossimi 2 minuti, resta ancora a terra il giocatore della PLP che si rialza, mi sembra il numero 7 Axenti, no forse no, anzi no, era il numero 5 Gianluca Rizzo, il bomber della PLP. Intanto un time out improvvisato prima del tecnico del Città Murata e poi per il tecnico della PLP. Intanto esce a rifiatare Gianluca Rizzo dopo il colpo al volto, è costretto ad uscire visto l'inserimento del
dello staff medico. Intanto quasi si entra negli ultimi 10 minuti di questo primo tempo, con la PLP che ha la possibilità di chiudere la partita con l'uomo in più, 2 minuti di superiorità numerica per la formazione di mister Zagatti. Varotto, Zecchinato in fondo per Furlan, l'apertura cercata per Parpaiola, c'è la deviazione in corner di Salvatore. Ha fretta di giocare Furlan a questo corner con la possibilità di offendere con l'uomo in più, la superiorità numerica dopo l'espulsione di Massimiliano Busellato. Varotto carica il tiro, una puntata con tanto di deviazione, dunque c'è il corner ancora per la PLP. Furlan per Zecchinato verso Varotto, ancora Zecchinato, Furlan, bravissimo Panico a chiudere lo specchio di porta, a tenere in galla i suoi, lo rivediamo subito. A fretta però la PLP, manca meno di un minuto mi sembra, con la superiorità numerica. Zecchinato e la puntata che esce di poco a lato sul palo lontano, e dunque tornerà Andrea Panico a rimettere in movimento il pallone con la sua squadra, che però deficita dell'assenza di un giocatore in campo di movimento. Allora con l'uomo in più torna in avanti Zecchinato per Furlan, Zecchinato per Varotto, caricare il destro che sbatte sul corpo di Viero, il pallone ancora vivo, e poi c'è il raddoppio con Panico che viene aiutato da Viero sulla conclusione di Parpaiola. Eccolo, quello abbiamo rivisto nel replay, ma siamo già in modalità live con Zecchinato, Furlan, Panico ancora, tiene a galla i suoi il giovane portiere della formazione classe 2004 del Città Murata. Laterale è per la formazione appunto di mister Marco Mocellin, pronto a rimettere dentro Filippo Marin con la maglia numero 9 quando stanno per scadere i 2 minuti di inferiorità numerica. Qui intanto un contrasto non vinto e torna la parità numerica. Bravo Città Murata ad aver difeso nel migliore dei modi, grazie a un Panico in formato super con l'uomo in meno. Intanto è rientrato anche Gianluca Rizzo, aveva subito il colpo al volto che è costato il cartino rosso a Busellato. Città Murata che può tornare a distribuire un pallone dalla propria metacampo verso la metacampo avversaria, palla per Marin che non è preciso, c'è comunque Panico a tenere vivo il pallone per i suoi. Viero, lo scambio per Di Salvatore, si fa vedere Marin, Di Salvatore va da Viero, lo scambio ora per Marin che ha una fasciatura vistosa sul ginocchio destro, la palla arriva proprio per Marin, tiro centrale ribattuto in fallo laterale da Tietto, grande occasione per trovare il pari, si arrabbia Di Salvatore che si era fatto trovare libero sulla corsia di sinistra. Ancora Città Murata, 22:35 sul cronometro, una deviazione sul tiro di Facci. A toccare il pallone è stato Parpaiola che ha alzato un campanile alle spalle del portiere Tieto per un corner. Facci, ancora ribattuto il tiro, resta comunque in fase d'attacco la formazione del Città Murata. Facci, avanti per Marin. Fa sportellate Marin, tiene vivo il pallone Marin, poi bravo da dietro ancora per Facci a tenere vivo il possesso della Città Murata. Viero ancora per Facci, ultimo di momento il bomber della formazione di mister Mocellin. Viero, Facci rischia il passaggio per vie orizzontali che arriva comunque a Di Salvatore, bravo a dare pallone per Viero, fermato da Zecchinato che lo spara fuori oltre la linea nera del rettangolo della bottega del giocato l'out per Di Salvatore, l'imbucata per Facci, bene a giocare per Viero. Marin, il tiro fuori di poco, la conclusione destra di Filippo Marin, 13 già i timbri in campionato per il numero 9 della Città Murata. Ancora 6 minuti da giocare. Zecchinato, l'imbucata avanti per Parpaiola che perde il pallone, lo recupera Di Salvatore che serve Viero sul fondo a cercare Facci si accentra in aiuto Marin, Viero cambia lato per Di Salvatore sulla corsia di sinistra, cerca di andare via sul laterale, ci esce Di Salvatore in mezzo, il pallone per Marin, resta ancora lì vivo Facci le puntate a saltare il giocatore avversario, poi Zecchinato recupera ancora Viero resta ancora lì e ci crede il Città Murata
ma tiene alta la guardia difensiva la formazione della PLP con Panico che alza il suo baricentro a giocare con il portiere di movimento, quasi il Città Murata, con in campo il suo giovane portiere classe 2004 Andrea Panico. Già battuto il laterale, Viero, proprio per Panico che tocca il primo pallone nella metà campo avversaria, Di Salvatore, Panico. 5 al gong, PLP avanti, Panico per Viero, Facci va a puntare a Zecchinato, Facci dietro per Viero, cambia ancora il lato verso Panico, Viero, Facci, Viero, deve velocizzare l'azione, la formazione di mister Mocellin, Viero, ottima giocata per Marin che cerca di andare sul fondo, viene però fermato da Varotto e arriva intanto la richiesta del time out da parte di mister Simone Zagatti per una PLP seconda nel girone C con 57 punti, che in questo momento è avanti 2-1 quando mancano 4 minuti e mezzo. Minuti e mezzo ancora da giocare. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Dopo ovviamente chiedo anche alla regia se sentite in sottofondo troppe chiacchiere, dopo magari chiudiamo qui la tribuna. Cinque minutini, poco meno, ancora da giocare. Sul cronometro segna 26 secondi e spiccioli il signor Barbati Portuguaro richiama in campo le due squadre. I tamburi che sentite e le trombe sono quelle dei tifosi della PLP. Palla lunga per Carbush, Accenti va via, c'è il fallo però, la trattenuta ravvisata dal signor Cosmo di Treviso, eccola qua da parte di Viero, mi sembra che deve fare attenzione perché è finito anche lui sul taccuino dei direttori di gara per un cartellino giallo. Poi ricordiamo anche l'espulsione di Busellato, che l'eventualità di una finale di domani per il Città Murato ovviamente non sarà presente, ma attenzione, andiamo a seguire la punizione di Anas Carbush per la PLP 3. Alla fine Carbush, tiro forte ma sballato e Panico fa ripartire Viero. Di Salvatore, Milton, Di Salvatore, imbucata cercata per Marin, recupera però la formazione del PLP con Tietto che domestica il pallone, va a calciare però lontanissimo, impossibile da essere recuperato da Anas Carbush. E allora Città Murata che torna a far possesso palla. Viero per Di Salvatore cerca di andare verso questi laterali, recupera però bene Carbush che scarica dietro con eleganza per Varotto, Facci recupera il pallone, Viero lo distribuisce ancora, cerca di distribuirlo perché è bravo Accenti a far ripartire Carbush tocca il pallone troppo, era subito Panico a cambiare lato per Di Salvatore aspetta l'aiuto di compagni, Di Salvatore a cercare di servire Marin, c'è una deviazione, l'ultima è di Varotto, dunque laterale per il Città Murata quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Poi c'era ovviamente anche qualcosa da recuperare, un minutino probabilmente, soltanto un time out, soltanto un gol, vedremo poi i signori Barbato e Cosmo cosa andranno a regalare ancora per il finale di questo match. Panico, l'apertura, Facci viene murato da Varotto in versione portiera, intanto ancora un fallo con Marin che si prende il cartellino giallo, alza il pollice, decisione giusta quella del signor Cosmo di Treviso che poi lascia al collega primo arbitro Barbati Portogruaro l'estrazione del cartellino, visto che Marin si era già prodigato velocemente ad andare a chiedere il cambio in panchina. Quinto fallo, attenzione, ora si entra in zona bonus, quinto fallo Città Murata. Al prossimo sarà tiro libero, in questo momento non arriverà perché c'è un pallone troppo lungo. Intanto ultimo minuto, sono sempre meno le speranze della formazione di Mocellin con Panico che rialza il baricentro. Viero proprio per Panico lo scambio, va via Panico sulla sinistra, Panico fermato senza fallo da Varotto, il mancino
è uscito di Panico, che voleva fosse una deviazione, non c'è stata, l'abbiamo rivisto nel replay, bravo Andrea Panico a proporsi in avanti. Intanto meno di 30 secondi possono far scorrere i secondi, quelli della PLP, qui non riesce Carbush ad alimentare l'azione per Accenti, allora torna in avanti il Città Murata con Facci per Viero, Panico riceve ancora il pallone, Panico dietro per Viero, Panico, mancano pochi istanti, Panico per Viero, attendiamo il direttore di gara che mostri quanto mancherà ancora da giocare in questo finale di partita, siamo già nel 30esimo, 2 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 32esimo, ancora 120 secondi, poco meno di speranze. Panico, il pallone che viene perso, porta vuota con Carbush, fermato. State seduti, se no non vedo niente, se no vi espello tutti quanti. Intanto il fallo su Viero, già ripartiti. Ferraro ancora, Ferraro va sulla corsia laterale, palla dietro per Viero a giocare per Di Salvatore domestica il pallone, c'è ancora Panico come prende il movimento, riceve proprio il pallone, ora il numero 1 Viero, che poco fa ha anche fatto una gran parata sostituendosi proprio al suo portiere. 38-48, non c'è il fallo, sì c'è il fallo, dunque terzo fallo per la PLP con l'abbraccio di Accenti a Panico, fallo sacrosanto per far trascorrere qualche secondo di troppo, anche di più, insomma. Qui Viero va a regalare il pallone con il fallo che costa il tiro libero al numero 7, fallo del numero 7 Facci, un tiro libero per la PLP quando mancano 30 secondi. Vedremo se questo tiro libero andrà a decretare il finale di questa sfida. Carbush posiziona il pallone sul dischetto del tiro libero, un libero che manderebbe in finale la formazione della PLP di mister Simone Zagatti quando mancano soltanto 10 secondi al termine del recupero decretato dai signori Barbato e Cosmo. Carbush, il tiro, il doppio palo, il pallone che si ferma sulla riga, può ripartire la Città Murata, ma non c'è tempo perché arriva il triplice fischio del signor Romualdo Barbato con il replay del tiro libero che salta tra i due pali senza però oltrepassare completamente la linea di porta, ed è la PLP a prendersi il primo posto nella finale di domani pomeriggio, una finale che attende di conoscere anche il secondo avversario, quello che uscirà con la sfida che andremo a raccontarvi alle 16:30, qualche minuto prima, tra le due corazzate del girone A e B, Vicenza Dragon Futsal. Le squadre si salutano in campo, complimenti alla PLP per aver guadagnato il pass finale, ma tanti complimenti e tanti applausi anche al Futsal Città Murata di mister Marco Mocellin, che assieme ai suoi collaboratori applaude i suoi ragazzi, gli avversari. Una partita tirata, terminata con la PLP, l'acronimo di Ponte San Nicolò Legnaro Polverara, che domani giocherà la finale. Stefano Testoni vi ringrazia per averci seguito in questa prima semifinale. Adesso andiamo a staccare l'audio e poi torneremo 16:25, qualche minuto prima, qualche minuto dopo, per l'ultimo atto delle semifinali di Serie D tra Vicenza e Dragon Futsal. Baci.